ogni comune ha messo a disposizione una cifra. Tale cifra corrisponde a poco più di €1 per abitante, quindi partendo da Castelfranco a 33.000 euro che ha investito, fino ad arrivare a Vedelago con i 18.000 euro. €1 al cittadino per sostenere le imprese del territorio. È il cuore di Apertamente, accordo firmato oggi a Castelfranco tra 6 comuni della zona con le rappresentanze di artigiani e piccole imprese e soprattutto alcune banche del territorio. Capofila a Castelfranco con Vedelago, Loria, Castello di Godego, Riese e Resana, che complessivamente hanno messo a disposizione 100.000 euro. Nasce dall'anno scorso dalle esigenze di essere vicini alle imprese del territorio della Castellana e con l'obiettivo di massimizzare e ottimizzare le risorse che la pubblica amministrazione poteva mettere a disposizione. Una base economica che alimenterà un fondo per il credito alle imprese. Alla fine questa somma, attraverso un moltiplicatore reso possibile grazie alla collaborazione delle banche e consorzi e confidi, è arrivato a mettere a disposizione ben 1.400.000 euro nel nostro territorio. Si tratta di microcredito, quindi dei finanziamenti agevolati a disposizione di qualsiasi attività produttiva, quindi parliamo anche di qualsiasi partita IVA, che dovrebbero riuscire ad ottenere con tutta una formalità molto agevolata. Prestiti con termini decisamente agevolati. Io sono un'azienda, ho bisogno di un finanziamento, quanti soldi riuscirò ad ottenere e in quanto tempo dovrò restituirli, soprattutto con chi interessa. Se lei è un'azienda potrà avere un credito da 10 e 30.000 euro da rimborsare in un massimo di 72 rate con un tasso di interesse allo 0,7%.